Al telefono Maurizio Zagato, PR, lo definisco così, del gruppo Miscellaneous, che è un gruppo coristico bello, importante, che sta facendo anche delle tournée importanti, l'abbiamo visto anche in TV nazionali. E come sempre la domanda di rito: ciao Maurizio, come va? Per fortuna tutto bene, ciao Leandro, spero anche voi amici e compaesani. Ecco, io ho guardato un pochino di cose che sono vostre sul web, su YouTube, su Facebook, eccetera. Effettivamente siete un ensemble che ha dei numeri importanti. Da quando è nato questo gruppo? Allora, il gruppo ha fatto 10 anni l'anno scorso, proprio verso fine anno abbiamo fatto, sì, 10 anni, perché io ne faccio parte da 7 qualcosa. Ecco, tu sei anche un cantante single, cioè single no, probabilmente che single, o sbaglio, o sei... Sì, ho fatto qualcosa singolarmente, ho partecipato anche a dei musical e lì ho cominciato un po' con il canto corale e dopo sono entrato nel Miscellaneous quasi per caso, Ecco, in quindi... occasione dell'ordinazione sacerdotale di mio figlio Ah sì, Don che Massimo. tuo figlio è sacerdote o frate? No, lui è un sacerdote salesiano ed è attualmente direttore all'Opera Salesiana in San Donà di Piave. Ah, questo mi fa piacere, lo salutiamo Mm. se magari ci ascolta. No, volevo appunto chiederti, visto che tu sei un cantante che piace cantare, com'è difficile per un cantante individualista come tutti i cantanti cantare in coro? Bisogna aver pazienza, Sì, predisporsi sì. perché è naturale che uno entra in un coro e pensa alla voce principale del solista e quindi gli viene sempre da cantare la parte principale della canzone, quindi Sì. entrare, suddividersi in sezioni, abbiamo fatto addirittura una volta un brano dei Pink Floyd a 6 voci, quindi per capire un po' anche la difficoltà. Diciamo che noi siamo, le sezioni nostre sono sopranni, contralti, poi gli uomini a volte facciamo assieme e a volte ci dividiamo in tenori e bassi, no? Perfetto, guarda, adesso noi mettiamo un filmato che abbiamo ricavato da YouTube, ti ringraziamo, naturalmente salutiamo tutti i tuoi coristi, visto che tu ti definisci il PR del gruppo. Sì, perché la cosa che spiace più di tutti è tutte le date che sono saltate, perché Ma questo per guarda, fortuna... sì, no, dicevo che questo è un problema di tutti i musicisti, gli artisti che stiamo intervistando e purtroppo è uno dei settori più messo in crisi in questo momento. Peccato perché avevamo proprio altre apparizioni TV, un gemellaggio a Riva del Garda, un concerto in carcere a Rovigo, un concerto a Porto Tolle domani a Rovigo i primi di aprile, a Riva del Garda a fine mese, quindi erano tutti concentrati, peccato. Abbiamo fatto tempo a fare l'ultimo concerto al Teatro Ferrini di Adria il 22 febbraio e il giorno dopo hanno bloccato tutto quanto. Vabbè, quindi visto che oggi parliamo di ottimismo, io sono convinto che recupererete tutte le date e ce ne saranno ancora di migliori. Secondo me arriverete anche dov'è a New York, al Metropolitan, dov'è? No, per adesso dovremmo andare, dovevamo andare e combinare la data in Germania, in Baviera, Ah, per un gemellaggio, ma anche questo probabilmente salterà, vedremo in autunno. no, sottolineo che questo è vero, non è che sia una buttata. La mia di su New York era una buttata, ma Sì, in Baviera Germania è era, vera. era vero. Maurizio, noi ti ringraziamo, adesso mettiamo un Grazie filmato. Leandro. È sempre un piacere sentirti e come sempre auguri a te e al tuo gruppo. Ciao ciao. Ottimismo, Bravo. ciao, grazie. Ciao, ciao.